Ah, sta andando? Sì, sta andando. Yeah! Allora, in pratica ci sentivamo in dovere, in qualità di italiani, di recensire le pizze locali. E la prima pizza che ci hanno consigliato si chiamava 4 pieces. 4 Ps. 4P apostrofo S. Si chiama 4 piece. Vabbè, seccatevela. 4 piselli. Seccatevela. When does the club shut? All I want is pizza. I just want some pizza. All I want is pizza. When does the club shut? All I want is pizza. I just want some pizza. God, I'm really drunk. Boh, l'aspetto ha di tutto rispetto. È davvero buona, sono sconcertato. Davvero buona. Cioè, hai visto che fanno la mozzarella loro? Che si dice? C'è un sacco di formaggio, è cotta bene. Il pane è buono, la modifica è ottima. Vabbè, Fiori, si raffredda, quindi andate tutti a fare in culo, io adesso me la mangio. Sono dello sciapar, ho mangiato tanto. Sti gran c***i. Recensione, sti gran c***i. La pizza è costata 150.000, cioè come in Italia, che per qua è tanto però. Poi abbiamo voluto provarne una seconda. Wagamama. Ah, Vietnam. Vietnam, com'era quella? Era la tipica pizza surgelata. Oh santo Dio. Prosciutto pizza? Pizza Hawaii. Davvero? Sì. Funghi, bacon e cheese. No. Smettila. Ok, ragazzi, sta per succedere. Sono calde, eh? Sì, sono bollenti. Questo qui è un bastino di sangue. No, non penso che la userò. Tu hai preso una Hawaiian pizza, vecchio. Io ho preso una pizza Hawaii in Vietnam. Vergognoso. Ho paura, fai l'unboxing veloce, prima che si raffreddino. Oh mamma, sembrano surgelate. Com'è? Ah, più buona l'altra. Buon, l'assaggio anch'io, è calda? Come ti ha lasciato la pizza? Vado a buttarmi giù un po', che mi ha un po' sconfitto sta pizza. Poi, totalmente fuori programma, abbiamo preso una pizza a Ninh Binh, che è questo posto strafigo che vi mostreremo. Vabbè, giudicate voi. Quello era un uovo. Il voto? Ah, ulcera. Dov'è la mia pizza? Sembra surgelata, no? Tammy mette il sale sulla pizza. No, non va. Como dice mi amigo en España, podemos comerlo. Pizza di Gardaland. Apprezzemolo. Non so, pizza da Luna Park, no, Acqualandia.